Successo per il varo della passerella pedonale di Carasco. 2 le gru in azione da questa mattina che hanno posato la struttura in acciaio, sulle spalle in cemento armato. Al termine, campane a festa a Rivarola. Ritirata in consiglio a Chiavari la pratica della conversione in azioni del credito ATP. Approvate 2 variazioni di bilancio, critiche dall'opposizione su spese legali e l'affidamento dei parcheggi a Marina Chiavari. La fontana di Piazza Milano a Chiavari dedicata all'8 marzo in onore di tutte le donne. Il Comune ha accolto la proposta del Centro Italiano Femminile. Questa mattina la cerimonia di intitolazione. Vengo disarmato e impreparato. Con stile semplice e aperto, Don Paolo Nicora si è presentato all'Alta Val Graveglia. I fedeli lo hanno accolto con la messa a Zerli presieduta dal Vescovo. Dal 2 al 7 settembre si svolgerà il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, guidato dal Vescovo Alberto Tanasini. Si potrà viaggiare in treno o pullman. Le iscrizioni nella sede Unitalsi di Chiavari. Il convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure apre le porte agli amici del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Sabato cena benefica a sostegno della realtà lavagnese e dei lavoratori alla mensa dei poveri. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. In apertura andiamo a Carasco perché si è conclusa con successo l'operazione di posa della nuova passerella pedonale che collega le frazioni di Rivarola con Graveglia. La struttura in acciaio a campata unica lunga più di 70 metri è stata collocata sulle spalle in cemento armato poco prima delle 16. La movimentazione della struttura del peso di 63 tonnellate è iniziata questa mattina con l'ausilio di 2 gru. Una volta posato sulle spalle il ponte è stato attraversato dagli operai e dai responsabili del comune presenti, mentre le campane della chiesa di Rivarola suonavano a festa. Vediamo. Tutto è andato secondo quello che si era ipotizzato questa volta. Tutto è andato tutto bene, come ipotizzato, misure perfette, lavoro ben fatto dagli operatori, siamo tutti contenti con le campane che suonano. Come si è proceduto nella movimentazione della struttura? Si sono utilizzate 2 gru, la più potente è quella che teneva lato strada provinciale, lato Graveglia, e l'altra è quella che ha movimentato il lato Rivarola in 4 fasi con 3 soste intermedie e 4 fasi, come era stato inizialmente progettato e messo sulla carta. Un lavoro di squadra. Un lavoro di squadra, sì. E se non si rompe? Bravo! Dopo tanti anni si è realizzato un sogno che l'amministrazione comunale di Carasco si era prefissata nel mandato elettorale e ha raggiunto l'obiettivo. C'è tanta emozione, ci sono anche le campane a festa di Rivarola, un momento di festa per tutto il comune. Sì, per tutto il comune, per la frazione di Rivarola e Graveglia, perché oggi è un giorno importante. Dopo tanti anni ci sarà di nuovo il collegamento fra le 2 frazioni, che è importante per gli abitanti. Adesso inizieranno gli allestimenti del ponte, quando si prevede la riapertura? Noi speriamo a settembre che ci sia la riapertura, quando iniziano le scuole ci sia la possibilità di poter andare a prendere il pullman sulla sponda sinistra dell'Entella. A complicare le operazioni è proprio la presenza della vecchia pila in alveo che al momento rimane lì. Al momento rimane lì perché il vecchio ponte è stato vincolato dalla soprintendenza e l'amministrazione ha già speso 90.000 euro per spostare una pila delle 2 in alveo e metterla nella sponda destra dal lato Rivarola, e ha imposto anche il fatto che rimanga invece in alveo un pezzo di passerella esistente. Secondo l'avviso dell'amministrazione è una scelta che noi non condividiamo ed è per questo che abbiamo fatto ricorso prima al Ministero, che è stato respinto, e ora anche al Presidente della Repubblica. Speriamo che prevalga il buon senso e prevalga anche la sicurezza dei cittadini. Siamo molto fiduciosi sull'organizzazione dell'edizione 2018 di Expo Fontana Buona. A dirlo oggi è Marisa Bacigalupo, presidente del GAL genovese. Dopo l'incontro di ieri pomeriggio, infatti, le associazioni di categoria si sono impegnate per la realizzazione della kermesse. La decisione definitiva in ogni caso sarà presa lunedì nella riunione in programma nella sede della Camera di Commercio a Genova. Se confermata, la manifestazione si terrà da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre. La Camera di Commercio ha proposto l'apertura di un fondo
fondo per poter anticipare i soldi dell'organizzazione, vedendo così incontro alle richieste del GAL in difficoltà economica e di personale. È stato preso anche l'impegno di contattare tutti i comuni per vedere se è possibile ricevere dei fondi, come è avvenuto lo scorso anno. Se lunedì avremo una risposta positiva, ha concluso la Bacigalupo, dovremo andare di corsa per la riuscita dell'Expo. E passiamo alla politica amministrativa. Si è riunito ieri sera a Chiavari il Consiglio Comunale. Diverse le pratiche all'ordine del giorno, comprese 2 variazioni di bilancio. Non è stata invece discussa perché è ritirata la norma relativa alla conversione del credito vantato dal Comune nei confronti di ATP in quote azionarie della stessa azienda. Vediamo perché. Non si tratta quindi di una volontà politica dell'amministrazione, ma di un motivo tecnico da parte dell'organo di revisione, di controllo. È iniziato con il ritiro della pratica di conversione del credito vantato dal Comune in quote azionarie di AMT e ATP il Consiglio Comunale di Chiavari. Il provvedimento era stato chiesto ai comuni creditori dell'azienda di trasporto pubblico da parte della città metropolitana ed era già stato approvato in commissione. A stopparlo però i revisori dei conti di Palazzo Bianco. Secondo i revisori dei conti non si può fare perché ci vuole un raffronto, bisogna dimostrare il risparmio che si ha con i soldi pubblici della gestione in house tramite l'AMT rispetto a fare una gara pubblica. La seduta del Consiglio Comunale di Chiavari è proseguita poi con l'approvazione da parte della maggioranza di 2 variazioni di bilancio. Tra le voci criticate dall'opposizione l'aumento delle spese di consulenza da parte del Comune, stigmatizzata quella relativa alle vicende legali del porto di Chiavari, affidata allo studio dell'avvocato genovese Lanzalone, attualmente in carcere per l'inchiesta sul nuovo stadio di Roma, e quella relativa all'affidamento della sosta cittadina a Marina Chiavari. I posteggi erano esternalizzati dalla precedente amministrazione nel 2008, erano gestiti da una società con un contratto. A mio avviso il Comune avrebbe dovuto fare una gara trasparente e continuare su questa linea con la ditta che ovviamente attraverso una gara europea avrebbe dovuto vincere. Adesso il Comune ha speso già 500.000 euro di investimenti per comprare dei parcometri, con una gara tra l'altro molto complessa, e gli introiti rispetto a prima pare che si aggirino circa su 150.000 euro all'anno. Allora il gioco valeva veramente la candela, adesso ci sono anche i problemi dei dipendenti. Lavoratori attualmente in forze ad APCOA, la cui situazione è stata portata all'attenzione del Consiglio dalla CGIL, che chiede il riassorbimento di tutte le 9 persone attualmente al lavoro. Rassicurazioni in merito sono arrivate dall'Assemblea, che ha ribadito come alla fine dell'operazione per il Comune si avrà un guadagno potenziale di 2.400.000 euro a fronte dei 158.000 inseriti in variazione, criticato dall'opposizione. Stima tenuta al ribasso, secondo il sindaco, per inserire agevolazioni per i residenti e una rimodulazione delle tariffe. Il Comune di Rapallo ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'inserimento di 4 persone per un anno nel cantiere scuola-lavoro chiamato Working Over. Nello specifico si cercano 2 operai e 2 esecutori amministrativi. Il progetto è rivolto a persone residenti a Rapallo, nei comuni limitrofi, con età superiore ai 60 anni, disoccupati e non beneficiari di ammortizzatori sociali. L'importo previsto è di 46.700 euro, 36.000 dei quali messi a disposizione dalla Regione Liguria, mentre il Comune di Rapallo coprirà la cifra mancante. Le domande per accedere al bando vanno presentate entro il 16 di luglio. E sono positivi i dati sulla differenziata in Regione Liguria relativi al 2017. È stato raggiunto infatti complessivamente il 48,52%, in crescita di 10 punti dall'approvazione della legge regionale del 2005. Notizia che leggiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Salgono a 100 i comuni liguri che hanno raggiunto e superato il 65% di differenziata. Tra questi 19 sono addirittura andati oltre l'80%. Per il Tigullio figurano solo i comuni di Levi e di Mocconesi per quanto riguarda questa percentuale. La provincia con il miglior risultato è quella spezzina, arrivata al 67,03% rispetto al 53,66% dell'anno prima. Quella con la percentuale più bassa risulta Genova con il 41,63%. Per il Tigullio i comuni più virtuosi, cioè quelli con gli incrementi più sensibili, sono stati Carasco, Cogorno, Favale di Malvaro, Lumarzo e Mocconesi.
E il nuovo regolamento comunale dei DEORS sarà al centro dell'incontro convocato dalla Confesercenti di Rapallo domani alle 15:30 al Bar Centrale. Sono invitati a partecipare tutti i titolari di pubblici esercizi, i bar e ristoranti di Rapallo, per discutere sulle modifiche che la Giunta vuole introdurre e raccogliere così le proposte e le criticità relative al documento che a breve verrà portato in Consiglio Comunale. Quello che emergerà dalla riunione aperta di domani sarà messo sul tavolo del confronto tra Confesercenti e i capigruppo del Consiglio Comunale. Questo incontro è in programma il prossimo 5 di luglio. E si è svolta questa mattina in piazza Milano a Chiavari l'intitolazione della fontana che si trova a ridosso della passeggiata. Da oggi porterà il nome di 8 marzo, Fontana 8 marzo, in un omaggio a tutte le donne. A promuovere l'iniziativa è il Centro Italiano Femminile di Chiavari. Vediamo. Come la donna affronta gli ostacoli, abbraccia le situazioni, custodisce la vita, a volte cade, poi si rialza più forte di prima, così l'acqua scorre, avvolge e zampilla con il fragore della sua energia. Questa poesia, incisa su una targa nera di ardesia, da oggi abbellisce la fontana che da diversi anni a questa parte decora la passeggiata a mare sul lato sud di piazza Milano a Chiavari. Una fontana che è stata dedicata all'8 marzo, festa simbolo della donna, grazie alla sinergia tra il Comune e il Centro Italiano Femminile che hanno fortemente voluto intitolarla a tutte le donne. Il CIF negli anni ha chiesto all'amministrazione comunale, non solo quella di Chiavari, se era possibile intitolare una via o una piazza alla festa dell'8 marzo, alla festa internazionale della donna. Purtroppo per problemi di toponomastica non si è riusciti, e allora il CIF di Chiavari ha pensato che a Chiavari ci sono tante fontane e che l'idea poteva essere quella di intitolare una fontana. Presenti alla cerimonia di intitolazione i sindaci di Chiavari, Cogorno e Mezzanego, l'assistente spirituale del CIF Don Pino Privitera e numerosi rappresentanti di associazioni culturali e volontariato. Madrina dell'evento è stata Suor Mafalda Canevello dell'Ordine delle Giannelline, suora imprenditrice e ideatrice della società Catering Più, che dà lavoro e sostegno alle persone in difficoltà, oltre che preparare i pasti per le mense degli istituti gestiti dalle suore. Un esempio di donna attenta al prossimo, per un legame, quello tra il Centro Italiano Femminile e l'Istituto Giannelli, che si va rafforzando sempre di più. A settembre infatti riaprirà nella sede delle Giannelline a Monte di Chiavari l'asilo nido Il Castello Incantato, gestito in questi anni dal CIF nella struttura di San Pier di Canne. È iniziata una bellissima collaborazione con le scuole giannelline, in quanto l'asilo Il Castello Incantato, l'asilo nido, a settembre aprirà i battenti presso la struttura delle Giannelline. Il gruppo Amici del Cantero lancia un'iniziativa per poter riaprire lo storico teatro. Tutti i chiavaresi sono invitati a contribuire ad una raccolta firme. L'obiettivo è quello di avviare un percorso che porti alla realizzazione della Fondazione Teatro Cantero. Una proposta dunque che non si fermi alla sola riapertura, ma che garantisca piuttosto un progetto concreto per il futuro. Oggi stesso il Consiglio regionale ha approvato una mozione per la salvaguardia del teatro. In particolare verranno valutate tutte le soluzioni possibili per trovare i finanziamenti necessari per arrivare alla sua riapertura. La pagina diocesana adesso è stato accompagnato dal Vescovo, il nuovo amministratore parrocchiale dell'Alta Val Graveglia, che è Don Paolo Nicora. Nella chiesa di Zerli è stata celebrata la messa presieduta dal Vescovo. Don Nicora guiderà le comunità di Sant'Apollinare di Reppia, San Lorenzo di Arzeno, San Pietro di Zerli, Santa Maria e San Michele di Nascio e San Bartolomeo di Statale. Vediamo il servizio. Sono disponibile e aperto ad imparare. Disarmato ed impreparato, si è presentato così Don Paolo Nicora alle comunità dell'Alta Val Graveglia. I fedeli hanno colto in queste parole la semplicità coraggiosa di chi vuol mettersi in ascolto, di chi ha come unica pretesa l'essere aperto e disponibile secondo lo stile di Gesù. Nei miei limiti, per come posso, cioè il mio desiderio è quello di conformarsi a Cristo, no? Al Cristo che si è reso disponibile agli altri, ha dato la sua vita nel dono di sé. Per farlo bisogna avere appunto questa disponibilità a non lasciarsi condizionare troppo dalle emozioni, dalle situazioni, ma così ad essere semplici.
Don Nicora, 45enne, sacerdote da un mese, che arriva in valle come amministratore parrocchiale, è stato accompagnato dal vescovo. Monsignor Tanasini ha spiegato che oggi ai sacerdoti occorre chiedere più incarichi, ma che Don Libini tenesse la valle oltre ai nuovi impegni a Lavagna era domandare troppo. Così la scelta è caduta su Don Nicora, già impegnato a San Salvatore di Cogorno, una zona pastorale che da tempo condivide un cammino di chiesa con la Val Graveglia. Spero di essere capito in questo e se capito che ci sia la vostra generosità nell'accogliere queste decisioni. I parrocchiani della Valle hanno dimostrato la loro generosità accogliendo Don Paolo Nicora e nutrendo già sentimenti positivi di collaborazione, con la speranza, ma è quasi una certezza, di realizzare un buon percorso insieme. Ci aspettiamo che ci annunci con gioia il Vangelo, che porti consolazione alle persone sole e ammalate e che incontri adolescenti e giovani con un po' di inquietudine interiore. Ha detto delle parole semplici e mi sa che siamo tutti disarmati. Lui arriva in Val Graveglia disarmato e noi lo siamo anche. Cresceremo insieme, come ha detto anche lui, ecco. Che cosa ti aspetti? Che sia disponibile per i giovani, come era il vecchio prete, e che sia disponibile al dialogo più che altro. E tutte le interviste realizzate in questa occasione saranno raccolte nella rubrica Sì Noi Chiesa, in onda venerdì sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Calvari festeggia il patrono San Pietro. Venerdì 29 le messe saranno alle 10:30 e alle 20 in cappella. Al termine della funzione serale seguirà la processione. Quest'anno, per rispettare le nuove norme di sicurezza, il corteo si snoderà lungo la provinciale 225 solo fino a Piazza Colombo. Da venerdì a domenica, tutte e tre le sere, si svolgerà un momento di festa civile con spettacoli e servizio bar curato dalla Società Calvarese sezione Via Patrania. Nei giorni di festa, invece, resterà aperta dalle 16 alle 20 la mostra d'arte contemporanea allestita all'Ascito Cuneo e in contemporanea a Coreglia al Museo del Damasco di Lorsica. L'annuale pellegrinaggio a Lourdes, organizzato dalla sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi, quest'anno ha carattere diocesano. A presiederlo infatti sarà il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, che insieme ai pellegrini si recherà al Santuario Mariano dal 2 al 7 settembre prossimi. Ci sono due possibilità diverse per il viaggio, in treno o in pullman. Le iscrizioni comunque in ogni caso sono aperte nella sede dell'Unitalsi, nei locali del seminario vescovile di Chiavari. Sentiamo. In occasione del 160° anniversario dell'apparizione a Lourdes, Unitalsi, insieme alla Diocesi e all'Ordine di Malta, organizza un pellegrinaggio diocesano. Come si svolgerà e a chi è rivolto? Abbiamo organizzato quest'anno il nostro treno annuale con la partenza dal Tiguglio dal 2 al 7 settembre e in occasione appunto del pellegrinaggio diocesano anche un pullman, sempre con partenza dal Tiguglio dal 3 al 6 settembre. Il treno è rivolto alle persone anziane, malate, disabili, mentre il pullman è rivolto ai pellegrini che non possono partecipare per questioni lavorative o di troppi giorni al pellegrinaggio in treno. Quali saranno i momenti culminanti di questo pellegrinaggio? Avremo le funzioni al santuario presiedute dal nostro vescovo Monsignor Tanasini, e la messa internazionale del mercoledì e la processione flambeau alla sera alle 21. Come si può fare per iscriversi? Le iscrizioni possono essere fatte presso il nostro ufficio Unitalsi qui a Chiavari presso il seminario vescovile, altrimenti via mail all'indirizzo chiavari@unitalsiligure.it. C'è un termine massimo entro il quale presentare la propria domanda? No, i posti però sono limitati e quindi chi vuole partecipare consiglio di affrettarsi ad iscriversi. Perché andare a Lourdes? Qual è il significato di questo momento condiviso anche con persone ammalate? Beh, sicuramente a Lourdes si ritrova uno spirito che non tutti i giorni troviamo, perché siamo sempre impegnati con la famiglia, con il lavoro, nelle nostre faccende giornaliere, e quindi è un momento per staccare la spina e per ritrovare noi stessi, e poi soprattutto per andare a trovare Maria che ci accoglie col suo manto presso la grotta.
Andiamo a leggere un'altra notizia sul nostro sito teleradiopace.com. Il sindaco di Rapallo ha firmato un'ordinanza per regolamentare il traffico lungo l'Aurelia la sera del 3 luglio in occasione della processione in onore di Nostra Signora di Montallegro. Quest'anno la Giunta ha tenuto conto non soltanto dei fuochi pirotecnici ma anche dei lavori nella zona del lungomare e dell'antico castello. Così sarà sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia dalle 20 sino alle 2 del mattino del 4 luglio lungo l'Aurelia di Levante, che coinvolge via Montebello, piazza Pastene e via Milite Ignoto, dalle 20:30 sino a mezzanotte in un tratto di Corso Matteotti, piazza Cavour, Corso Italia, Corso Assereto e la rotatoria adiacente a via Milite Ignoto. Infine sarà sospeso temporaneamente il traffico per consentire il passaggio della processione dalle 20:30 alle 22:30 in alcuni tratti di via La Marmora, via Mameli, via Roma e via della Libertà. La cronaca adesso: pensionato genovese affitta appartamento a Moneglia ad un cittadino francese, trascurando però di avvisare la competente autorità sui dati di registrazione della persona alloggiata. Per questo un uomo settantenne, che ha pubblicato l'annuncio su un noto sito internet, è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante. L'episodio del tir che ha bloccato per ore la viabilità lungo la provinciale 32 del Bocco di Levi la settimana scorsa ha mosso il consigliere metropolitano Elio Cuneo, sindaco di Coreglia, a presentare un'interpellanza al Consiglio della città metropolitana di Genova. Cuneo chiede di sapere come e con quale tempistica si intenda procedere per dotare la SP32 di una segnaletica adeguata, efficace e sufficientemente chiara, in grado di evitare per il futuro il ripetersi di questi episodi. Il consigliere chiede inoltre di conoscere le ragioni del ritardo nell'affidamento dei lavori di sfalcio e pulizia delle cunette nelle strade di competenza della città metropolitana. Andiamo a Santa Margherita Ligure adesso. Per la prima volta il convento dei frati Cappuccini apre le proprie porte ad un'iniziativa lanciata dal gruppo Amici del CAMT. Sabato prossimo nei giardini del convento sono attesi 300 commensali per una cena il cui ricavato sarà devoluto al Comitato Assistenza Malati Tigullio e in parte anche ai lavori di restauro della mensa dei poveri. Sentiamo. Una cena per il Comitato Malati Tigullio. Esatto, noi siamo un gruppo, ci chiamiamo gli Amici del CAM e organizziamo eventi a sostegno delle attività appunto del CAM. Questa cena sarà nel giardino del convento dei frati Cappuccini a Santa Margherita Ligure, un luogo meraviglioso, ci hanno aperto le porte con incondizionata fiducia e ci aiuteranno ad organizzare questa cena per 300 persone. E siamo tutti invitati. Siete tutti invitati, ci sono ancora molti posti, potete rivolgervi o appunto iscrivendovi alla nostra pagina Amici del CAM oppure alla Ferramenta Mordini a Lavagna. Io desidero ringraziare tanto gli Amici del CAM per aver preso questa iniziativa, perché un gruppo così forte, tra l'altro, così ben animato, il Giancarlo Mordini secondo me è veramente un francescano, non glielo dico ma secondo me lo è, ricchissimo di umanità. Bene, fa bene a noi frati, perché curare la salute dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e ridare la speranza, questo è veramente il massimo. Ma anche un modo per far conoscere e aprire il vostro convento. Sicuramente sì, se posso dire senza polemica, rompere un po' un anello che un tempo si chiamava clausura, ma era talmente clausura che ci aveva chiuso un po' troppo, e aprire invece, come ci dice Papa Francesco, verso le periferie del mondo, e una periferia purtroppo del mondo è proprio il sofferente, il malato. E inoltre colgo questa occasione per ringraziare, perché gli Amici del CAM hanno pensato di devolvere anche una parte dei risultati della serata. Ben venga, ci serve in modo particolare per la mensa destinata ai poveri, 35-30 poveri ogni giorno che vengono a pranzo con noi, e si cammina insieme in una fraternità.
Si rafforza il legame tra la Val d'Aosta e la Val Fontana Buona. Il gemellaggio è nato 15 anni fa a livello sportivo e nel ricordo di Michaela Basso, arbitro di calcio scomparsa a 22 anni a causa di un incidente stradale. Ogni anno la squadra della Greyville partecipa al torneo di calcio giovanile che si svolge a Monleone di Cicagna e la Fontana Buona prende parte a sua volta al trofeo Snoopy che si svolge sui 70 campi sportivi da Arnade a Courmayeur e raccoglie le leve degli allievi dagli allievi ai piccoli amici. Quest'anno hanno partecipato 301 squadre, molte delle quali provenienti dai diversi paesi europei. La Fontana Buona nei giorni tra il 15 e il 17 giugno scorsi ha invaso la Val d'Aosta. La società calvarese ha partecipato con 5 leve, da quella del 2006 a quella del 2012, con i giovani atleti, i loro genitori, gli allenatori, i dirigenti e il gruppo organizzatore del torneo Michaela Basso. Per i bambini è stata un'esperienza unica e da ripetere, è stato il commento al rientro della comitiva che ha partecipato a questa manifestazione. Abbiamo visto proprio alcuni scatti che arrivano proprio dalla Val d'Aosta. E adesso nella nostra agenda gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 27 giugno. Il romanzo Il fuoco d'Agnese sarà presentato a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, alle ore 18. Con l'autrice Cristina Nutrizio interverranno anche Serena Garitta, Bettina Busce e Mauro Boccaccio. Inaugurazione di un defibrillatore nel piazzale della biblioteca di Riva Trigoso, in via Brinne, alle 18:30. Lo strumento è stato donato al Consorzio Campo del Vescovo di Brugnato. Al termine dell'evento seguirà un rinfresco. Proseguono gli eventi dell'estate a Deva Marina, in Piazza della Posta, cinema all'aperto per bambini alle ore 21:30. La mostra personale del pittore Francesco Cassanelli è aperta all'Osteria Santo di Solarna nel comune di Lavagna. L'esposizione resterà allestita nell'ambito della rassegna Cucina e Cultura tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22 fino al 9 luglio. Notti magiche, la mostra di maglie originali del mondiale, è aperta al pubblico tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 16:30 alle 21 sino al 31 luglio al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure. Il cantiere di restauro dell'opera Tentazioni Sant'Antonio Abate nel deserto di Anton Maria Maragliano sarà aperto al pubblico giovedì 28 giugno dalle 10 alle 13 all'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari. L'allestimento fotografico sarà curato dal Liceo Luzzati. Occorre prenotare all'ufficio turistico. Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tiguglio oggi. L'informazione torna domani alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revella alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.